Buongiorno Renzo, come Ma stai? professor Maggi, ma come sta lei, professor Maggi? La vedo sempre volentierissimo nella nostra Ormai è il nostro ufficio questo qua. Qua siamo le- all'Aliper a Rovigo, è siamo giusto, all'Aliper, citarli perché ci ospitano sempre in maniera eccellente e gentile. ed è la nostra location preferita. Infatti siamo sempre qua. Allora, che dire, mancano pochi giorni a queste votazioni, Sì, cioè ma perlomeno all'inizio, ma ancora i giochi non sono al 100% fatti. assolutamente no. Elezioni regionali 23-24 novembre, quindi tanto per 23-24 novembre, quindi specificare, ecco per sapete che in specificare. Italia si vota ogni E settimana. siccome oggi stiamo, così diciamo per una delle prime volte, il giorno della registrazione Dello dello sprizzetto? sprizzetto, che è mercoledì 8 di ottobre, oggi ad oggi non si sa ancora qual è il candidato del centrodestra in Regione Veneto, perché non si sa ancora. No, ma sembrava che i giochi fossero fatti dopo l'Umbria Sì, che è Stefani. sì, dovrebbe essere Stefani. Però Fratelli d'Italia non è così contenta. Però sì, ci sono voci e quindi sta di fatto che l'ufficialità, che ovviamente viene dalla capitale, dell'accordo fra i quattro partiti che dicono guardate che noi dobbiamo essere tutti uniti attorno a questo candidato, non c'è ancora la presentazione ufficiale del candidato. Ti chiedo una cosa, hai parlato dei quattro partiti, perché non si viene mai citato l'UDC? Ma visto che io sto seguendo un po' l'UDC per questioni professionali, però non viene mai Diciamo che citato. viene citato poco perché non ha evidentemente una dimensione ancora nazionale. In più mi dai L'assist, l'assist per fare un ragionamento che potremmo fare anche a loro se fossero qui, e ed è una delle fasi di riflessione. La mia domanda che ho posto a loro ma non ho ottenuto risposte diciamo convincenti è questa. Probabilmente si presenterà anche una lista dell'ex assessore regionale Iles Braghetto dell'area cattolico-democratica di centro. Poi si presenterà l'UDC di Antonio De Poli e Lorenzo Cesa e poi la lista di noi moderati. Sì, la domanda è, tre liste sulla stessa area? appunto, E perché c'è, secondo te non si riesce? perché Che poi, consentimi. siccome si dice che c'è voglia di democrazia cristiana, io proprio ascoltavo per radio, c'era Rotondi, E che ascoltavo anch'io quella anche tu, trasmissione, che sì. tra l'altro senti il vero politico di una volta, che si sta a barcamenare, si sa, ehm, e dice che moriremo tutti democristiani, Sì, parafrasando una frase sì. di qualcuno che non so chi era. Però ciò nonostante che dentro la democrazia cristiana attuale ci sono ex democristiani importanti, non riescono a far cartello. Perché? Perché è un grave difetto, sai, è un enorme difetto. Perché secondo me portano con loro uno dei maggiori difetti che portò alla fine anche della DC, cioè l'eccesso di correntismo, che determinò una eccessiva, diciamo, una volta si chiamò libanesizzazione, cioè all'interno c'è talmente tante e non si riesce a fare in modo che i capi fra di loro ragionino. La forza della DC è che le correnti alla fine si mettevano tutte d'accordo e facevano una sola lista. Stavolta sta accadendo il contrario ed è grave perché non so se supereranno il Ecco, quorum. citando Rotondi, visto che è stato interessante per me almeno la Comunque, trasmissione, perdonami sì. se ti interrompo. Moriremo tutti democristiani fu una frase di uno dei leader della sinistra quando si resero conto che moriremo tutti democristiani perché alla fine il PC e tutta la sinistra si atomizzava in 100 incontri, Allora, si atomizzava in 100 liste, mentre la DC rimaneva unita. Però è una frase un po' vecchia. però ritornando a Rotondi, diceva il democristiano 2.0, 4.0 è Giorgia Meloni. Lui identifica in Giorgia Meloni quella che riesce a mantenere. Non condivido quello che eh, dice, non lo condivido
Ma sai perché lui dice così? Beh, Giorgia Meloni lo ha messo in lista, Sì, e perché per lui lui è senatore eletto nelle liste di di Fratelli Fratelli d'Italia, d'Italia, quindi diciamo che c'è un minimo di, di ruffianismo, sì, di ruffianismo, diciamo di ringraziamento, che io sono molto più crudo. ma infatti non è... No, lei è molto schietto, Sì, lei è un uomo... meno democristiano di te. Quando uno, diciamo che fra i due, però lei a volte è democristiano, sa, Sì, nel metodo, a volte affronta invece le cose con, diciamo, da soft ad Ah, hard. detto questo, Detto quindi, questo, votazioni come andrà secondo te? A beh, parte che secondo me tutte le votazioni che ci saranno quest'anno sono 5 o 6, no? sì, 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 sì. È facile che faccia l'unplay in centrodestra, anche perché la sinistra è fondamentale. Possiamo fare una previsione qui, magari smentiti Sì, dai fatti, però qui possiamo fare una previsione. Oggi la Puglia la vince il centro-sinistra. se il centro-sinistra, La Campania la vince il centro-sinistra. la La Toscana, Toscana la vince il centro-sinistra, il Veneto lo vince il centro-destra. non lo so, lo scopriremo solo vivendo, come diciamo Lo scopriremo sempre. solo vivendo, ma diciamo che queste sono previsioni No, perché che poi si basano su sondaggi aderenti alla realtà. la sinistra però ogni tanto vista qualche merdone, visto che mi dici che sono abbastanza schietto. Guarda, il grande merdone pestato dalla sinistra proprio 2 settimane fa, elezioni delle Marche. Le Marche erano considerate una regione contendibile, cioè poteva vincere il centrodestra, poteva vincere il centrosinistra, era una regione nella quale la Sì. battaglia poteva dare un risultato che poteva ridere ad una compagine piuttosto che a un'altra. Secondo me la gestione della campagna elettorale da parte soprattutto di Elly Schlein, basata esclusivamente sui fattori legati a Gaza o in gran parte legati al Medio Oriente, che ci avrebbe detto un signore che non ho mai apprezzato molto, ma è diventato famoso, era l'onorevole Di Pietro, ma che ci azzecca con E secondo te lo sciopero che è stato la settimana scorsa è un altro di quei merdoni? Certo, certo. Guarda che c'è un nuovo servizio fatto dalla RAI, non credo lo metteranno più in moto, ma sul sentiment che c'è in rete allo scoccare di un avvenimento. Dovrebbe essere settimanale questo. Ebbene, il 90% di coloro che in rete hanno espresso un'opinione hanno espresso un'opinione negativissima quando hanno saputo dello sciopero. Il 90% entro le 10 della mattina. Cioè, sono scioperi esclusivamente politici. Ma ti faccio l'ultima domanda, poi dopo chiudiamo questo Sì, spezzetto questo, pre-votazione. però l'ambiente è caldo, per cui Sì. sì. No, Per fortuna che a Rovigo non ci sono stati ma la Slane, errori. per te, Rafferugli. cosa sbaglia la Slane? Eh, Cioè, allora, dal- è una questione di comunicazione, non buca il video in un momento che è importante bucare il video, cioè, dove rappresenta una parte troppo a sinistra del centro-sinistra. ecco, siccome tu sei ad uso alla politica e sei anche bravo e la conosci e professionalmente la frequenti, quindi la conosci bene. Il problema vero è questo, però questo è il giudizio che do Sì. io esterno al loro partito. La Schlein è leader di quell'ala molto culturale, movimentista, che chiameremmo radical chic, che non tocca il corpaccione Che si vota nella ZTL praticamente. che si vota nella ZTL, con il problema reale è che Renzi non fa altro che rimarcare, guarda, dobbiamo guardare la lista della spesa, il costo della spesa, il costo della quotidianità, e su questo lei non c'è, o quando c'è, quando fa degli interventi, perché la Schlein è tutto a meno che superficiale, incapace, è un'ottima leader del loro partito, però quando lo fa per questi argomenti senza convinzione, mentre su altre cose si ha proprio l'impressione che sia convintissimo. Ultima bis.
Hai citato Renzi. Renzi secondo me è forse il politico più preparato che abbiamo in questo momento qua in Condivido Parlamento. al 100%. E perché non buca il video? Cioè, cosa paga? Perché tutti dicono, ma avevo detto di... Cioè, paga la sua antipatia? Diciamo che in un atteggiamento sinusoidale dell'andamento Sì. della simpatia e dell'antipatia, in questo momento diciamo che è in un punto basso No, è un po' in crescita per la forse. simpatia, Sì, ecco. Però questo non toglie che sia un probabilmente fuoriclasse. il più intelligente e il fuoriclasse che abbiamo in Parlamento. Questo sì, E almeno ascoltando le sue analisi e che... quindi Eh, cosa eh, si deve aspettare Renzi, non noi? No, Renzi sta facendo, Renzi Renzi è stato bravo dal suo punto di vista. Prova a pensare a ciò che era il centro-sinistra nelle regioni meridionali, esclusa Puglia, devono ancora votare. Pur avendo perso, è riuscito a fare in modo che le liste stessero tutte insieme, perché prima sembrava che neanche quello potessero fare. Quindi lui è un elemento calmieratore e che guarda al futuro. Certo che è un leader riformista, non con la Schlein e i suoi, diciamo, i suoi compagni di avventura, dà l'impressione di non aver molto a che fare. Però loro, E secondo te ci sarebbe la posso possibilità? fare una battutaccia? Beh, chi sta lì? Perché più sta lì, Più, più il centrodestra più vince. voi del centro-destra. Però questo è il mio, è un commento Di parte. di parte. Ma secondo te Renzi potrebbe, visto che è un divago molto spesso, potrebbe buttarsi sul centrodestra e fare quel famoso centro importante che è stato all'inizio di questa nostra Diciamo che se discussione? lui voleva avvicinarsi al centrodestra, è una scelta che può sempre fare, ma in questo momento non ha fatto nel passato. Aveva fatto la lista da solo e l'aveva fatta insieme a Calenda. E ci sono regioni d'Italia, vedi il Veneto e la Lombardia, dove ha superato abbondantemente il 10%, cioè è stato un successo. La rottura ha determinato, probabilmente ancora per lungo tempo, un effetto rebound molto negativo. Sta ancora pagando quello. E quando è stato contento di essere il primo partito, Tajani, il tuo partito? Toiani ha fatto, cioè in Calabria è stato un successo. Non ve l'aspettavate? Così? No, 18%, due cifre quasi alle soglie del 20%. E gli altri partner se La l'aspettavano? No, O gli brucia un po'? certo che a chiunque brucia perdere, però immaginare quando la Forza Italia era 35-40 e che è andata a finire molto meno, quanto ci ha bruciato per molto tempo. Grazie Renzo. Ma grazie a te, professor Maggi, lei è sempre... Oggi senza sprizzetto, perché siamo tutti e due in dieta. Non ci hanno portato nulla. No, siamo in dieta, onestamente. Siamo in dieta, non si fa. Ciao a tutti. Arrivederci, buona giornata.